Il PD torna a litigare su tesseramento e congresso. 60 esponenti agrigentini hanno firmato una lunga lettera indirizzata al segretario nazionale e regionale. Escalation di femminicidi in Sicilia, già d'inizio 2021, l'intervista ad Antonella Gallo Carrabba di Telefono Aiuto. 40.000 prenotazioni per la vaccinazione degli over 80, arrivano anche le dosi di AstraZeneca da somministrare agli under 55. La posizione del nascituro governo Draghi sul reddito di cittadinanza e blocco dei licenziamenti tiene col fiato sospeso i siciliani. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il PD torna a litigare su tesseramento e congresso. 60 tra sindaci, consiglieri e esponenti locali hanno firmato una lunga lettera al segretario nazionale e a quello regionale. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Una lunga lettera a firma di tanti amministratori locali del PD della nostra provincia, sindaci, consiglieri comunali, è stata inviata sia alla stampa che al segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti e al segretario regionale del PD della Sicilia Anthony Barbagallo, per denunciare come sindaci, amministratori locali, dirigenti del PD della nostra provincia di Agrigento non parteciperemo a un congresso provinciale snaturato. Vogliamo tornare alla politica concreta, delle idee e delle cose da fare. Siamo sindaci, amministratori locali, dirigenti del PD della provincia di Agrigento. Siamo stanchi di assistere al teatrino di un congresso provinciale segnato, programmato a tavolino con un finale già scritto da chi è lontano dal territorio. Un'investitura dall'alto che non tiene conto di centinaia di militanti che in questi anni, tra mille difficoltà, hanno creduto e continuano a credere nel Partito Democratico. Militanti mortificati da un commissario le cui scelte sono state mirate a far quadrare i numeri al fine di dare una veste democratica a un congresso che in realtà non lo è. Un tesseramento, continua il comunicato stampa, che ha escluso per la partecipazione delle democratiche e dei democratici della provincia con regole modulate a uso consumo di una parte, annullando il ruolo dei dirigenti locali. Nulla a che fare con la natura stessa del partito che molti di noi hanno contribuito a far nascere. In merito abbiamo sentito Giovanna Iacono, vice sindaco, consigliere comunale di Santa Elisabetta e componente della direzione regionale del partito di Zingaretti. Non prenderemo parte a questo congresso provinciale, lo abbiamo annunciato già agli organismi dirigenti, al segretario regionale così come al segretario nazionale, perché contestiamo soprattutto il metodo con cui si sta portando avanti questo congresso, che è un congresso vuoto, senza confronto e senza discussione, e soprattutto contestiamo da tempo anche la platea congressuale del tesseramento. C'è una ampia adesione da parte di diversi amministratori locali del PD. Sì, amministratori locali, consiglieri, sindaci e tutti i dirigenti che non solo dichiarano di non voler partecipare a questo congresso che non condividono, ma si mettono apertamente a disposizione di questo territorio e di questa provincia. Tanti hanno a cuore appunto le sorti di questa provincia per fare un lavoro insieme che parte dal confronto sui temi, sulle problematiche, sulle criticità dei nostri territori, che sono tante, e che tenti di riportare sulla base di questi temi, insomma, valorizzare le risorse numerosissime che questa provincia ha. Tra l'altro voi puntate il dito sulla mancata presenza alle ultime elezioni di diversi comuni, tra cui Agrigento e Ribera, del simbolo delle liste del PD. Certamente, perché ci sono state delle scelte precise e mirate da parte di qualcuno che hanno praticamente portato il PD ad essere escluso dalle istituzioni locali. Ribera e Agrigento sono due casi, insomma, plateali e ormai conosciuti alle cronache della politica provinciale da tempo. Quindi cosa proponete fattivamente? Speriamo che, insomma, noi vogliamo che non succeda
abbiamo degli impegni imminenti, le prossime elezioni amministrative che si terranno in comuni importanti della provincia, a partire da Canicattì, in questo momento con un'amministrazione a guida a maggioranza PD, che riteniamo un'esperienza da tutelare, così come vanno ascoltati e tutelati tutti i militanti e i dirigenti di questa provincia. Giovanna Iacona, ecco, lei è stata sempre un po' un punto di riferimento non solo per la nostra provincia ma anche a livello regionale. Come si è arrivati a questo punto di assenza di un'immagine di un PD che prima esprimeva parlamentari, consiglieri, insomma era molto radicato nel territorio agrigentino? Noi ancora oggi diciamo che piangiamo le conseguenze di una gestione, ecco, che proviene soprattutto dall'ultima fase, insomma, del partito renziano, che ha sostanzialmente impedito a questa provincia di avere una rappresentanza. Mi riferisco alla composizione delle liste per le elezioni politiche del 2018, così come mi riferisco, insomma, ad altri avvenimenti successivi, ecco, che hanno purtroppo portato il partito in queste condizioni e in alcuni territori. Ciò nonostante si vede, emerge, si appalesa nel documento che siamo presenti in numerose importanti amministrazioni locali, in numerosissimi territori, con la nostra rappresentanza. Vogliamo tornare a fare politica, vogliamo tornare, insomma, al partito che si occupa di questi territori, che aiuti gli amministratori, insomma, ad occuparsi dei propri territori. La Sicilia, inizio 2021, è suo malgrado teatro di una penosa escalation di femminicidi. L'ultima vittima in ordine di tempo, la cantante neomelodica Piera Napoli di Palermo. Pochi giorni prima il delitto di Roberta Siragusa, uccisa a Caccamo. Qualcosa non sta funzionando nella prevenzione e nella repressione. Le persone continuano ad aver paura di denunciare. Arturo Cantella. Siamo con Antonella Gallo Carrabba del Telefono Aiuto per una riflessione su quanto sta accadendo in questi giorni. Abbiamo visto in Sicilia un papà uccidere la moglie e lasciare 3 figli, e quello che è successo anche nel Ragusano a quella ragazza giovanissima. Insomma, in Italia attualmente 7 sono i casi di femminicidio. Una riflessione, un appello che come Telefono Aiuto lanciamo a tutti. Sicuramente sapere e apprendere la notizia di 3 donne uccise nel giro di 24 ore, questo ci addolora moltissimo, specie chi come me e come tante altre enti lavorano ogni giorno per aiutare queste donne a prendere coscienza e consapevolezza di essere vittime di violenza. Il mio appello di oggi più che altro è anche quello di puntare l'attenzione anche sulla gestione delle emozioni. Dobbiamo imparare a gestire le emozioni, quindi se un uomo si permette di uccidere la propria moglie o la propria compagna solo perché ha deciso magari di lasciarlo perché è lui violento, e perché purtroppo c'è la necessità di intervenire da piccoli anche sui bambini, sui maschietti, proprio nella gestione dell'emozione. Dobbiamo imparare a dire, a mettere un punto alle relazioni. È vero, nelle relazioni molto spesso si investe molto in termini di emozioni, di sentimenti, però se una relazione non va bene non significa che quella donna è mia o di nessuno. Quella donna può essere anche di un'altra persona, come io posso nuovamente appartenere a un'altra donna, se nel caso di un uomo. Quindi dobbiamo iniziare, finalmente anche il Dipartimento Pari Opportunità sta iniziando su questa scia, a lavorare anche sull'ascolto dell'uomo maltrattante, perché la donna va aiutata a prendere consapevolezza, a uscire fuori dalla violenza. Però molto spesso le donne che si rivolgono ad esempio al telefono aiuto, al centro antiviolenza, non tutte purtroppo hanno la forza di denunciare, di allontanarsi da casa. Quindi bisogna lavorare parallelamente sul piano femminile ma anche su quello dell'uomo, cioè aiutarlo anche a prendere coscienza del fatto che quella relazione non va bene, che si può continuare ad essere genitori e non più marito e moglie.
Quindi un lavoro che si demanda anche alle strutture scolastiche, perché sin da piccoli bisogna dare certi esempi. Sì, sicuramente le scuole sono i principali partner nel lavoro di rete e soprattutto nel lavoro con i bambini, perché purtroppo abbiamo visto, nonostante tutte le campagne di prevenzione, di sensibilizzazione, purtroppo una sorta di fallimento, chiamiamolo così, perché femminicidi quasi ogni giorno ne registriamo uno. Allora cosa significa? Bisogna cominciare sin da piccoli, appunto facendo anche molto lavoro nella gestione delle emozioni, nell'imparare proprio e insegnare soprattutto ai bambini la differenza di genere, che consiste anche in un miglioramento, in un completamento, ma non è solo superiorità o inferiorità dell'uno nei confronti dell'altro. E poi ci sono dei segnali di allarme, come quello che è successo a Palermo, dove la mamma aveva già avvisato la polizia, insomma aveva già scritto. Questi sono segnali in cui bisognerebbe anche maggiormente prendere in considerazione per evitare appunto poi quello che succedono, insomma le coltellate. Sì, sicuramente noi che lavoriamo molto spesso con queste donne e con la loro decisione tentennante di denunciare o non denunciare, sicuramente dobbiamo porre attenzione anche sul fatto che nel momento in cui anche questa donna decide di porre fine alla relazione o denunciare e poi ritira la denuncia, tenerla sotto controllo. Molto spesso questo non si fa, ma non per mancanza di sensibilità, ma perché molto spesso è la donna che lo rifiuta. Tante volte noi cerchiamo di mantenere contatti con la donna che ci dice sì, abbiamo chiarito e quindi vogliamo riprendere la situazione. Cerchiamo sempre magari di monitorare la situazione, ma purtroppo non possiamo poi entrare a gamba tesa nella vita delle persone. Possiamo consigliare, possiamo dare tutti gli aiuti e la questura, l'Arma dei Carabinieri sono sempre pronti ad accettare anche l'ascolto della donna, però ci vuole anche la forza di farlo e anche questo magari dovrebbe anche lo Stato dare degli aiuti alle donne che decidono di ricominciare, perché molto spesso dobbiamo dirlo chiaramente che la difficoltà di queste donne è proprio l'idea di ricominciare perché non hanno un lavoro, non hanno una famiglia d'origine che li possa sostenere. Anche i centri antiviolenza fanno fatica molto spesso a lavorare ed è la volontà proprio di resistere e di continuare in questo lavoro che molto spesso è anche una missione. Coronavirus Sicilia, 40.000 prenotazioni per le vaccinazioni degli over 40 con Pfizer e Moderna, invece AstraZeneca verrà somministrato agli under 55. C'è il servizio. Non doveva essere un click day, eppure il primo giorno di prenotazione dei vaccini per gli over 80 in Sicilia è stata una corsa ad accaparrarsi una dose. Sono oltre 40.000 gli anziani che ce l'hanno fatta, soprattutto con l'aiuto di figli e nipoti nativi digitali. Il mese di febbraio è già tutto esaurito. Per chi si collegherà, da oggi in poi saranno disponibili le date dai primi di marzo. Già perché Italia e le forniture in tutta Europa, Sicilia compresa, hanno tarpato le ali a una campagna vaccinale che nei primi giorni volava veloce, anche se l'obiettivo, dichiarato dal governatore Nello Musumeci, non cambia. Vaccineremo tutti i siciliani sopra i 16 anni entro l'estate. La buona notizia è che oggi arriveranno i primi 20.000 vaccini di AstraZeneca, in anticipo rispetto alle previsioni, e già dalle prossime ore potrebbe partire la vaccinazione per docenti, forze dell'ordine e personale dei servizi essenziali con meno di 55 anni. Saranno destinati alle farmacie ospedaliere di Giarre 4.000 dosi, Milazzo 3.000, Palermo 4.000, Erice 3.500, Siracusa 2.000, Ragusa 1.500, Agrigento 1.500, Caltanissette ed Enna 1.000 a testa. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha rifiutato di autorizzare la somministrazione a fasce d'età più elevate e così gli under 55 potranno essere vaccinati persino prima degli ultra ottantenni, per i quali le somministrazioni partiranno con i vaccini di Pfizer e Moderna dal 20 febbraio. I parlamentari del PD, con un'interrogazione all'ARS per l'assessore Ruggero Razza, chiedono di accelerare su disabili e su familiari e badanti che si prendono cura dei più fragili. Ieri sono partite le prenotazioni tramite piattaforma di Poste Italiane per gli ultraottantenni, oltre 40.000 prenotati, il 97% online, il 3% tramite numero verde. E adesso ci metti Razza.
un risultato che fa ben sperare sia come volontà di aderire alla campagna vaccinale, sia come efficienza del sistema a cui abbiamo lavorato in questi giorni per favorire la prenotazione. Ci si va dal sito internet della regione o dal sito siciliacoronavirus.it ed è molto intuitivo, basta inserire la propria tessera sanitaria in corso di validità e il proprio codice fiscale, e se si è un cittadino siciliano di età anagrafica fino alla classe 1941 si potrà essere immediatamente riconosciuti dal sistema informatico e si potrà scegliere nelle diverse sedi vaccinali dove si preferisce andare, prenotando la data in base alla disponibilità e la fascia di orario. Ci piacerebbe fare migliaia di vaccini al giorno. Le forniture attuali ci consentono per gli over 80 di poterne fare circa 6.000 al giorno. Ovviamente speriamo, ma vedete le televisioni inondate di questa richiesta di vaccini in tutta Italia, in tutta Europa, ma direi in ogni parte del mondo, e siamo molto confidenti che nelle prossime settimane, dopo il mese di febbraio, si possa aumentare ancora di più con la dotazione per fare presto. La prima fase dei vaccini, quella che doveva impegnare i primi 3 mesi dell'anno, gennaio, febbraio e marzo, ci deve auspicabilmente portare a coprire tutta la popolazione con più di 80 anni. E lo strumento utilizzato per la prenotazione, sia il portale, dove sono state effettuate il 97% delle prenotazioni fino ad oggi, sia il call center, che ha bisogno forse di essere un attimino rafforzato e stiamo lavorando in questo senso, ma ha visto quasi il 3% delle prenotazioni effettuate e completate in maniera regolare. Sono i 2 primi strumenti, call center e portale, per la registrazione. Accanto ad essi, con Poste si è lavorato a un sistema che per la fase successiva della campagna, quando la vaccinazione sarà di massa, consentirà la prenotazione anche in tutti gli uffici postali. Noi coinvolgeremo i medici di medicina generale e le farmacie in maniera tale da avere quanto più diffusa e quanto più facile, soprattutto, l'accessibilità alla registrazione. Pescherecci egiziani sorpresi a pescare nelle acque territoriali italiane, nelle acque antistanti a Lampedusa. Non è la prima volta che accade, né forse sarà l'ultima, però lo scorso fine settimana, nel giro di 48 ore, il dispositivo aeronavale della Guardia di Finanza impegnato a Lampedusa nel pattugliamento anti-immigrazione ne ha sorpresi e bloccati 2. Il primo è stato avvistato venerdì da un elicottero delle Fiamme Gialle, era impegnato in attività di pesca a strascico a soli 4 miglia dall'isola. 2 guardacoste della Guardia di Finanza, uno dei quali stava già operando su un barcone proveniente dalla Libia carico di immigrati, sono entrati in azione. Il peschereccio è stato scortato in porto, dove finanzieri, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, hanno proceduto a sequestrare l'attrezzatura da pesca e a denunciare i 15 membri dell'equipaggio, tutti cittadini egiziani. L'ipotesi di reato contestata è pesca di frodo in acque nazionali. Episodio analogo poi nella serata di domenica. Un peschereccio sempre egiziano era ad 11 miglia dalla costa ed è stato avvistato dal radar della Marina Militare. Un pattugliatore delle Fiamme Gialle è dunque intervenuto riscontrando che gli egiziani stavano effettuando pesca a strascico. Anche questo motopesca è stato scortato in porto a Lampedusa, dove è stata sequestrata l'attrezzatura e dove sono stati denunciati 14 membri dell'equipaggio. Il nascituro governo Draghi dovrà decidere su questioni molto importanti per la Sicilia: reddito di cittadinanza, blocco licenziamenti e buco da 65 milioni. Vediamo. Sul tavolo di Mario Draghi i fascicoli che riguardano la Sicilia sono tanti, ma 2 tengono con il fiato sospeso 600.000 persone. Il dibattito sul rifinanziamento del reddito di cittadinanza, che tiene a galla 550.000 siciliani, si intreccia in queste ore con quello sul blocco dei licenziamenti, senza il quale, secondo gli osservatori, andrebbero in fumo 37.000 posti di lavoro. Alla nuova maggioranza e ovviamente al nuovo Consiglio dei Ministri spetterà decidere, ma i dossier che riguardano l'isola sono tanti, dall'eterno dibattito sul ponte e di riflettere
riflesso sui fondi del recovery plan, al buco da 65 milioni che la finanziaria della giunta Musumeci spera ancora una volta sia colmato da Roma. L'equilibrio più delicato però è ovviamente quello che si gioca sul reddito di cittadinanza. L'isola infatti, secondo l'Eurostat, la regione d'Europa con il più alto rischio di povertà e quindi secondo l'ultimo bollettino INPS aggiornato a dicembre si sorreggono sul beneficio le sorti di 551.915 persone. L'altra questione è in realtà molto più ravvicinata. Il 31 marzo scadono infatti sia il blocco dei licenziamenti che la possibilità per le aziende di accedere gratuitamente alla cassa integrazione Covid. Se le due misure si interrompessero bruscamente, ha calcolato alla fine dell'anno scorso l'ex ministro del lavoro Cesare Damiano, la Sicilia perderebbe 37.000 posti di lavoro. E la giunta Musumeci chiede ancora una volta denaro. Nella finanziaria approvata dal governo venerdì, ma non ancora tradotto in un testo trasmesso all'ARS, c'è un buco da 300 milioni attribuito dall'assessore all'economia Gaetano Armao alle entrate tributarie che la regione aveva previsto in eccesso. Stando alle indiscrezioni diffuse da Palazzo d'Orleans, 65 milioni dovrebbero essere coperti da un nuovo accordo con lo Stato, che appena un mese fa ha dato il via libera a uno spalma disavanzo da 1,7 miliardi, imponendo in cambio una rigorosa cura dimagrante. La prima risposta è già un tentativo di aggiungere un buco alla cintura, cercando una sponda nel governo che ancora non è nato. Smercio in casa e consegna a domicilio, arrestato 35enne di Ribera e segnalati 7 giovanissimi. I carabinieri hanno ritrovato hashish già suddiviso in dosi, un bilancino di precisione 3.500 euro. Arturo Cantelli. I carabinieri della locale tenenza di Ribera hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne per detenzione ai fini di spaccio. Nello scorso weekend, nell'ambito di un servizio svolto con l'ausilio delle unità cinofile del nucleo carabinieri di Palermo, è stato arrestato per spaccio di hashish un uomo di 35 anni di Ribera, dalle iniziali LG, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia in materia di droga. Nell'ultimo mese l'abitazione di LG era stata tenuta sotto osservazione dai militari dell'Arma, i quali avevano notato un viavai di giovani, ne avevano controllato diversi, trovandoli in possesso di dosi di hashish. Da quanto accertato mediante alcuni pedinamenti, LG non disdegnava di effettuare consegne a domicilio di quantitativi più sostanziosi di stupefacente. Proprio durante uno dei vari servizi di osservazione, LG è stato sorpreso dai militari dell'Arma mentre spacciava alcuni grammi di hashish a un giovanissimo assuntore. Gli uomini dell'Arma sono così intervenuti immediatamente bloccando lo spacciatore e l'avventore. È stata perquisita l'abitazione di LG e sono stati trovati 20 grammi di hashish suddivisi in varie dosi, un bilancino di precisione e ben conservati in un incavo del lavandino del bagno 3.500 euro di banconote di vario taglio avvolti nel cellophane. A quel punto LG è stato tratto in arresto e su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Sciacca è stato messo agli arresti domiciliari. Ieri l'arresto di LG è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Sciacca e poi l'uomo è stato scarcerato, venendo però sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Ribera, con l'ulteriore prescrizione di non potersi muovere di sera e di notte nel proprio domicilio. Nel corso della stessa operazione sono stati segnalati amministrativamente alla prefettura di Agrigento 7 giovani trovati in possesso di piccole dosi di hashish per uso personale. I carabinieri di Ribera sono arrivati all'LG grazie al continuo controllo del territorio che l'Arma svolge da sempre e che nell'ultimo periodo si è particolarmente intensificato nel Riberese, ritenuta una piazza particolarmente florida per lo smercio di stupefacenti, come testimoniano ad esempio le indagini della stessa tenenza di Ribera che hanno disvelato l'esistenza di una vera e propria rete di spaccio di ogni tipo di droga, organizzata da 2 cittadini tunisini, da una donna di nazionalità rumena, domiciliati nel centro Crispino, arrestati lo scorso novembre del 2020, su ordine di custodia del Tribunale di Sciacca. Ricordiamo che la stessa comunità di Ribera, nei primi giorni del novembre del 2020, è stata sconvolta da decessi per overdose del 21enne Alessio Cusumano. Il presunto spacciatore della dose letale era Attilio Mandisi di Ribera, è stato arrestato dai militari della tenenza al termine di una velocissima attività di indagine, e del 50enne Nicolò Failla, anch'egli di Ribera, per cui la morte sono ancora in corso le indagini.
Ripartenza delle scuole dall'assenza alla presenza, dai rapporti individuali a quelli virtuali, dai banchi doppi a quelli singoli monoposto. Appello del Papa alla responsabilità della ripresa nelle scuole nel giorno dedicato all'utilizzo responsabile del web. Vediamo. Sulla scuola abbiamo perso un'occasione, si era parlato di lezioni all'aperto, sarebbe stato un modo per ridurre il rischio di contagio da Covid-19. Spero che da marzo al massimo, dopo Pasqua, con l'arrivo delle belle giornate, si possa concretizzare questa possibilità per i ragazzi. E questo l'appello lanciato dal pediatra Italo Farnetani, docente alla Libera Università Ludes di Malta. L'esperto chiede di rispolverare una delle opzioni che era stata al centro del dibattito affrontato all'inizio dell'anno scolastico su come garantire un'istruzione sicura in tempi di pandemia, seguire l'esempio di esperienze portate avanti nei paesi nordici, lezioni all'aria aperta, più contatto con la natura, più tempo trascorso fuori dalle aule. Questa è l'idea del pediatra. Ma che fine hanno fatto gli annunci di una rivoluzione verde fra banchi? Sono stati lasciati cadere, salvo sporadiche iniziative, spiega ancora Farnetani all'ADN Cronos Salute. L'invito dell'esperto è a far vivere la giornata scolastica, una parte dell'orario quotidiano, all'aria aperta dai primi di aprile. I raggi UV mediamente da marzo-aprile in poi riescono ad avere una forza significativa e ad essere più efficienti ed efficaci man mano che il sole è più perpendicolare. Stare al sole per i ragazzi significa dunque sintetizzare la vitamina D, accumularla e sfruttarla per il prossimo inverno, al rientro dalle vacanze pasquali. Quindi, quando il clima sarà più mite, le lezioni fuori dalle aule sarebbero un buon modo per abbassare il rischio di contagio da coronavirus e avere tutti gli effetti positivi della vita all'aria aperta, tanto più che l'ultimo anno è stato difficile per tutti. La luce solare favorisce anche la stimolazione della serotonina con un effetto antidepressivo, aumenta quindi anche il buon umore dei più piccoli, assicura Farnetani. Ovviamente, anche se si va a scuola e non al mare all'aperto, consiglierei di proteggere i bambini con la crema solare. Infine aggiunge: ricordiamo che le scuole all'aperto non sono nulla di nuovo, furono una grande invenzione degli anni '20, mare sole contro il rachitismo e la TBC, sono stati usati come elementi terapeutici. In base a questo principio nel 1842 nacque il primo ospedale marino, l'Ospizio Marino di Viareggio. Su questa scia tuonano forti e fanno riflettere le parole di Papa Francesco, il quale nel toccare il tema della crisi dei rapporti umani rivolge il suo gentile pensiero a tutti gli studenti che non sono potuti andare regolarmente a scuola, all'università. Ovunque si è cercato di attivare una rapida risposta attraverso le piattaforme educative informatiche, dice il pontefice, le quali hanno mostrato non solo una marcata disparità delle opportunità educative e tecnologiche, ma anche che a causa del confinamento e di tante altre carenze già esistenti, molti bambini e adolescenti sono rimasti indietro nel naturale processo di sviluppo pedagogico. Inoltre l'aumento della didattica a distanza ha comportato pure una maggiore dipendenza dei bambini e degli adolescenti da internet e in genere da forme di comunicazione virtuali, rendendoli peraltro più vulnerabili e sovraesposti alle attività criminali online. Poi l'affondo. Assistiamo a una sorta di catastrofe educativa davanti alla quale non si può rimanere inerti per il bene delle future generazioni e dell'intera società. C'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo, ammette ancora Papa Francesco, che coinvolga tutte le componenti della società, poiché l'educazione è il naturale antidoto alla cultura individualistica che a volte degenera in vero e proprio culto dell'io e nel primato dell'indifferenza, sottolinea ancora il pontefice, secondo il quale il nostro futuro non può essere la divisione, l'impoverimento delle facoltà di pensiero e di immaginazione, di ascolto, di dialogo e di mutua comprensione. Oggi abbiamo avuto modo di apprezzare progetti digitali nati all'interno di scuole ed enti di formazione regionali. Questa occasione è buona ed è propizia per
una riflessione breve ma importante sul senso e sul significato delle tecnologie digitali, che come tutte le tecnologie sono neutre e a disposizione dell'uomo. Dipende ovviamente dall'uso, buono o cattivo, che l'uomo faccia di queste tecnologie, che quando utilizzate acriticamente, senza vigilanza e senza preparazione, determinano fatti drammatici, tali da interrompere giovani vite, come abbiamo dovuto tristemente assistere in questi giorni, tanto in alcune regioni d'Italia come anche e soprattutto in Sicilia, qui a Palermo. Ecco perché questo assessorato all'interno dei programmi FSE continuerà a valorizzare la formazione e la cultura digitale, ed ecco perché sono necessari progetti e programmi che siano in condizione di educare i giovani all'uso responsabile e consapevole di queste tecnologie. Educazione ambientale, l'Istituto Esseneto di Agrigento è plastic free. Vediamo. Siamo presso l'Istituto Esseneto di Agrigento con la dirigente scolastica Bice Lombardi, un esempio per il non uso della plastica, un'iniziativa che già negli anni scorsi lei è stata la prima a lanciare e che ora sta continuando. Con quali frutti? Con frutti eccellenti, devo dire, e anche in questa scuola abbiamo aderito alla proposta di Mare Vivo per diventare scuola plastic free. Come prima cosa ho fatto una circolare invitando gli alunni a utilizzare le borracce a posto delle bottigliette di plastica, perché facendo i conti su 800 alunni sono 800 bottigliette di plastica ogni giorno. Quindi cerchiamo di evitare l'utilizzo della plastica per salvaguardare il nostro ambiente, perché siamo venuti a conoscenza di dati impressionanti. Ci sono addirittura negli oceani isole di plastica, quindi cerchiamo di salvaguardare l'ambiente per le generazioni future. Siamo una scuola, siamo degli educatori e abbiamo il dovere di informare e formare i nostri alunni. Poi un'altra cosa importante che ho fatto ho cercato di eliminare anche tutto quello che è materiale di plastica o le bottiglie di plastica all'interno dei distributori automatici. Infatti adesso abbiamo le lattine, poi l'acqua nei cartoni, anche i bicchieri di plastica sono stati sostituiti con quelli di materiale compostabile. Un messaggio che è passato anche alle famiglie tramite gli alunni. Sono piccoli gesti però che fanno grande rivoluzione. I ragazzi, devo dire, che sono stati molto sensibili, e anche i docenti stanno portando avanti questa tematica con tantissime attività. Per questo sono veramente molto contenta. Quindi è stata recepita bene, in particolare dai ragazzi che poi ne parlano in famiglia, insomma una catena che porta sempre alla riduzione dell'uso della plastica. Sì, ecco, sì, è stata recepita veramente, il messaggio è stato recepito benissimo, e ho cercato di sensibilizzare gli alunni ma anche le famiglie tramite loro a limitare l'uso della plastica, a utilizzare i piatti normali anziché quelli di plastica o quantomeno quelli di carta, anche per quanto riguarda i bicchieri, ma anche il semplice sacchetto della spesa. Da una settimana è ripresa l'attività in presenza, lei abbiamo visto il rigoroso tracciamento delle norme anti-Covid, un breve bilancio di questa ripresa dell'attività? Devo dire che siamo rientrati, è tutto a posto, noi non abbiamo avuto casi fortunatamente, e si seguono i protocolli anti-Covid alla perfezione, il distanziamento, le mascherine, è tutto tranquillo. Certo l'attività didattica in presenza è senz'altro meglio di quella a distanza. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. L'assessore regionale alle autonomie locali Marco Zambuto ha incontrato in modalità streaming i sindaci delle isole minori per avviare un coordinamento delle isole minori della Sicilia ed avere un confronto diretto e costante con la regione in modo da poter rappresentare le esigenze delle diverse realtà isolane e per mettere in campo interventi mirati anche in vista della programmazione 2021-2027 delle azioni del Recovery Fund. Vediamo. La Sicilia ha tante isole minori che rappresentano e hanno una potenzialità enorme da un punto di vista turistico e rappresentano un patrimonio naturalistico incommensurabile.
Dall'altro lato si tratta di territori che hanno anche una loro fragilità data proprio dalla loro insularità. E allora ecco la necessità di dover realizzare un ufficio di raccordo per dare tutta la strumentazione tecnica necessaria per partecipare ai bandi comunitari, a tutte le misure finalizzate e destinate proprio alle isole minori, per riuscire, ecco, a essere pronti alle sfide che sono in corso. Da questo punto di vista il raccordo con tutti i sindaci e le amministrazioni comunali rappresenta un punto importante nella sfida che tutta la regione siciliana oggi è in corso. Continua l'intervento di potatura degli alberi ad Agrigento. Oggi è il turno del villaggio Peruzzo. C'è il servizio. Dopo anni e anni finalmente il villaggio Peruzzo, gli alberi vengono sistemati, vengono potati anche per far fronte alle richieste degli abitanti del villaggio. Sì, oggi diciamo che torna a splendere il sole, perché come si può vedere in queste palazzine il sole è da più di 20 anni che viene nascosto dagli alberi, quindi quando mi sono insediato ho trovato sulla mia scrivania centinaia di richieste degli abitanti di questa zona che lamentavano la mancata potatura di questi alberi, quindi mi sono subito adoperato in accordo con il sindaco Miccichè e finalmente stamattina è iniziata questa potatura straordinaria di questi alberi che permetterà finalmente alla gente di godere del sole e di poter stare tranquillamente al balcone della propria abitazione. Inoltre poteremo anche gli alberi pini pericolanti della scuola qui adiacenti, che rappresentano anche un pericolo per i bambini. Questa è un'opera che continua, che avete iniziato con alcune zone del Viale della Vittoria e state proseguendo anche per le zone periferiche? Sì, è normale, ci stiamo dedicando anche ai quartieri, quindi un po' il centro, un po' i quartieri, come il villaggio Peruzzo, che molto spesso è un quartiere, ahimè, dimenticato, ma che poi rappresenta alla sua storia, rappresenta proprio il cardine della Sallione. Anche come il villaggio Peruzzo, ad esempio a Villa Seta, oggi terminano dopo un mese di lavoro le azioni di scerbamento della ditta, quindi noi cerchiamo anche di fare Villa Seta, Fontanelle, cioè di non dimenticare quelli che sono appunto i quartieri che poi rappresentano il fulcro della nostra città. Le richieste sono tante che arrivano, anche vediamo sui social. Le richieste sono troppe. Perché dal punto di vista del verde pubblico la città si trova in uno stato di abbandono, quindi oggi facciamo una scalinata e l'indomani c'è la richiesta per l'altra. Piano piano cercheremo di ridare decoro alla città, ma è ovvio che ci vuole tempo. Dal 2004 il Parlamento italiano ha istituito il giorno del ricordo da celebrare ogni 10 febbraio, ovvero domani, con l'obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe. La prima proposta di legge relativa alla concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati fu presentata alla Camera dei Deputati l'11 luglio 1995. Vediamo. Nel mio impegno parlamentare ho avuto la fortuna di conseguire un risultato che credo sia non solo mio personale, ma di una tradizione della destra politica e soprattutto un fatto che è stato consegnato alla memoria e alla politica nazionale. Il 10 febbraio, che è il giorno in cui fu firmato nel 1947 il trattato di pace che si toglieva le terre orientali dell'Istria, si toglieva Capodistria, Pola, Rovigno, si toglieva Zara, si toglieva Fiume. Là abbiamo perso una parte importante della nostra nazione ed insieme a quella terra se ne andavano anche, gli italiani dimenticavano storie drammatiche, le storie degli infoibati, degli italiani uccisi, massacrati dai titini al termine della seconda guerra mondiale e anche la storia connessa ed immediatamente seguente del grande esodo di 350.000 italiani. Una storia che è stata riconquistata, pagine difficili, pagine dolorosissime e che gli italiani in gran parte non conoscevano. Abbiamo
saputo riconquistare questa memoria, offrirla al tributo degli italiani, perché la nostra gente sappia. Noi siamo italiani, l'Italia è un mosaico bellissimo, fatto di tante tessere, è bello per me, e si sente la mia inflessione che vengo da lontano, vengo da Trieste, sono qui in questa Sicilia stupenda, bellissima, siamo figli della stessa patria. È stato difficile, è stata una conquista, a me è durata 10 anni il mio impegno, sono messo 3 legislature in realtà, perché c'era inevitabilmente il contrasto delle forze di sinistra. È chiaro che la vicenda delle uccisioni da parte dei partigiani titini comunisti, aiutati a questo anche dai partigiani italiani comunisti, questo purtroppo è avvenuto, non è che desse lustro alla resistenza comunista, e quindi c'è stata una sorta di congiura del silenzio sia sulla vicenda delle foibe sia sulla vicenda dell'esodo istriano, fiumano e dalmata, quindi c'è stata una resistenza proprio culturale. Tuttora devo dire che il 10 febbraio noi ci troviamo di fronte ad iniziative negazioniste o giustificazioniste di questi fatti che avvengono proprio da fasce di sinistra. In 2 legislature che ho propugnato la possibilità di istituire questa legge ho avuto sempre l'opposizione della sinistra. Quando in un Parlamento, era nel 2004, era costituita una maggioranza di centrodestra, abbiamo comunque composto un percorso anche con una sinistra illuminata a quel punto, che ha voluto riconoscere comunemente con noi questa vicenda. Si è istituita questa legge con il voto sostanzialmente di tutto il Parlamento. Votarono contro soltanto quelli di Rifondazione Comunista e dei comunisti italiani, quindi la parte più estrema della sinistra, ma non fu certo facile. Un percorso quindi difficile in sede parlamentare, un discorso però che ha potuto ricostituire per tutti gli italiani una memoria importante da conoscere e da condividere. La rimodulazione delle tariffe relative alle operazioni di intercettazione di conversazioni e comunicazioni porterà a risparmiare circa 10 milioni di euro. Vediamo. È stato trasmesso alle commissioni parlamentari competenti lo schema di decreto interministeriale da emanare insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo all'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e alla determinazione delle relative tariffe. Si tratta di quei servizi, intercettazioni, fra presenti, videoriprese, monitoraggi di natura informatica che non sono realizzati dagli operatori di telecomunicazione, in quanto il luogo fisico della captazione risulta al di fuori del loro dominio. Il gruppo di lavoro istituito dal Ministero della Giustizia per verificare le condizioni di un risparmio nel rispetto degli standard di servizio da assicurare agli uffici giudiziari ha così condotto una complessa attività di ricognizione, analisi ed elaborazione dei dati per adeguare i costi dei servizi, agganciandoli a quelli attualmente sostenuti dagli operatori del settore. Per la maggior parte dei servizi non è stato stabilito un importo fisso, ma un range tra un minimo e un massimo in osservanza a quanto previsto dalla legge, secondo cui la tariffa per ogni tipo di prestazione non debba essere superiore al costo medio rilevato presso i 5 centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni. Nel 2019 la spesa di giustizia per le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni è stata parecchio ingente, quasi a sfiorare 20 milioni di euro attraverso l'applicazione del nuovo listino e il risparmio stimato in circa 10 milioni. Era solo l'aprile dello scorso anno quando veniva approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla giustizia. In quella sede veniva però rinviata giusto la riforma delle intercettazioni. Nello specifico veniva prorogato al 1 settembre sempre dello scorso anno il termine di entrata in vigore della disciplina sulle intercettazioni stesse, con l'applicazione quindi delle nuove norme e procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020. Ma cosa sono le intercettazioni? Nel procedimento penale è ammesso che gli organi inquirenti durante la fase delle indagini possano utilizzare lo strumento delle intercettazioni, ad esempio telefoniche, nell'attività investigativa, attraverso le quali si viene a conoscenza dello scambio di comunicazioni tra 2 o più persone che avvengono per mezzo del telefono.
Gli inquirenti quindi, in casi stabiliti meramente dalla legge, possono procedere ad effettuare le intercettazioni telefoniche che rappresentano un mezzo di ricerca della prova invasivo della vita privata dei soggetti coinvolti nelle indagini, in quanto permettono di poter ascoltare e registrare tutte le conversazioni di una persona e di conseguenza di coloro i quali hanno rapporti con la stessa. Gli ascolti di tali conversazioni telefoniche vengono effettuate personalmente dal pubblico ministero, avvalendosi della collaborazione di ufficiali della polizia giudiziaria, i quali informano lo stesso con annotazioni sui contenuti delle comunicazioni telefoniche. Presso l'ufficio del pubblico ministero vengono annotati in un apposito registro riservato i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano e prorogano le intercettazioni secondo un ordine cronologico, e per ciascuna intercettazione individuata da un numero progressivo verrà annotato l'inizio e il termine dell'operazione. La disciplina di tale mezzo di prova è contenuta in alcuni articoli del Codice di procedura penale, con i quali il legislatore ha previsto quali sono i procedimenti penali dove è possibile procedere alle intercettazioni telefoniche e indicando per quali reati specifici. Ci sono anche dei casi urgenti nei quali non si può attendere che sia il giudice per le indagini preliminari a concedere l'autorizzazione. Ciò avviene quando il ritardo di tempo può provocare un grave pregiudizio per le indagini stesse e pertanto le intercettazioni vengono disposte direttamente dal pubblico ministero. Con la successiva riforma Orlando del 2017 a tutela della privacy è stata vietata la trascrizione anche in modo sommario del contenuto registrato dichiarato quale rilevante per le indagini. La cronaca odierna è colma di intercettazioni, il nostro lavoro ne è zeppo, gli ultimi episodi di cronaca ce lo insegnano ampiamente. La mafia in particolare si nutre di lunghi dialoghi face to face, telefonici e non solo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.